Bentornati in questo nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Una saccatura colma di aria molto fresca ha portato dei temporali non solo al nord ma anche al centro, come quello che sta accadendo proprio in queste ore, e lo vedete come questo ammasso, questo fronte temporalesco in azione che dall'Emilia Romagna si sta spingendo proprio sulle regioni centrali fino al Lazio e soprattutto sull'Appennino e le zone costiere del Medio Adriatico, comporta questo ulteriore peggioramento e l'ascesa quindi di queste fresche correnti che raggiungono anche il sud Italia nel corso delle prossime 24-48 ore. Quindi un deciso calo delle temperature che porterà insomma nella giornata di lunedì su gran parte del territorio. Infatti le temperature saranno più che altro attorno ai 29 ai 31 gradi al sud Italia, altrove invece saremo tra i 28 e i 30 gradi. Assisteremo allo sviluppo di questo anticiclone che è da sud-ovest, tornerà nuovamente protagonista e spingerà, tant'è da portare quindi le temperature nuovamente sopra la media stagionale dappertutto. Queste temperature che si attesteranno da mercoledì, e poi nel weekend attenzione perché potrebbe arrivare quella che è l'ondata un po' più intensa, con picchi massimi anche superiori ai 35 gradi al nord, picchi oltre 37 gradi invece al centro e al sud Italia, soprattutto sul Tavoliere delle Puglie e sulla Sardegna e sulla Sicilia interna. Insomma, veramente queste sarebbero le condizioni al momento più rilevanti per quanto riguarda le temperature massime nel prossimo weekend, ma ancora tutto da verificare. Intanto parliamone della giornata del lunedì, perché lunedì vedrà questo spostamento del minimo proprio verso la Grecia, quindi i Balcani saranno i più colpiti. Intanto si alzeranno le temperature. Da segnalare come nella giornata di lunedì assisteremo solo a qualche fenomeno. In genere nella giornata di mercoledì avremo uno spostamento quindi più alto di latitudine delle perturbazioni, quindi non riusciranno a raggiungerci e di conseguenza il peggioramento non riuscirà ad avvenire insomma sulla nostra penisola, dato che l'anticiclone è subtropicale e continuerà ad avanzare sempre più verso la penisola, influenzando insomma dapprima la Sardegna e poi entro la giornata di giovedì anticiclone africano che riuscirà quindi a stazionare sul Mediterraneo centrale. Quindi tutta l'Italia vedrà tempo stabile, solamente qualche piovasco diurno solo sulle zone alpine, localmente anche sulle Dolomiti settentrionali, ma in gran parte insomma assisteremo a una moderata ventilazione occidentale e che farà quindi provocare questo notevole rialzo delle temperature, tant'è che potrebbe poi spingersi oltre l'anticiclone africano nel weekend e portare una nuova impennata termica in tutta la Val Padana e sulle zone interne del centro. Queste le aree al momento più colpite sul Tavoliere delle Puglie, quindi abbiamo visto prima i valori termici, potremmo nuovamente assistere a una nuova intensa ondata di caldo. Per maggiori dettagli comunque continuate a seguirci.